Buongiorno, buongiorno, buongiorno signori e signore. Allora, faccio una direttina al volo che avevo provato a fare anche ieri, ma ieri c'era qualche problema di audio. Infatti aspetto qualche secondo per vedere se oggi si sente, altrimenti parlo per niente. Allora, oggi, stamattina, vorrei darvi un consiglio molto, molto utile, dato che molti di voi hanno iniziato a pubblicare dei post veramente molto, molto interessanti, molto belli, fatti veramente molto bene, magari anche aiutati dal calendario e dalle lezioni che ha fatto Silvia, no, nell'altro gruppo. Allora, scusate un attimo che vedo se si sente. Allora, Ok, faccio una direttina al volo. sembra che si senta, perfetto. Allora, volevo fare anzitutto i miei complimenti, perché allora Silvia l'altro giorno ha pubblicato questo post in cui chiedeva come sta andando col calendario social, no? Qua vedete anche i selfie di alcuni di voi col calendario che sono stupendi veramente. Continuate a mandarli, chi non l'ha ancora mandato, perché ci fa veramente piacere. E abbiamo visto che appunto tanti di voi hanno iniziato ad applicare i consigli, a usare insomma anche le istruzioni che mandiamo tramite le mail e a mettere anche dell'inventiva, veramente delle belle cose. Jennifer, Emma, per esempio Emma che ha pubblicato questa domenica, quando nel calendario consigliamo appunto magari di pubblicare, di far vedere il lato umano della vostra attività, ha pubblicato la foto del suo bambino e ha scritto anche veramente un bel copy. Simona, Alessandra, Vittoria, insomma veramente bravi ragazzi. E approfitto appunto di questo post di Walter, del buon Walter Moretti, scusate che adesso lo condivido di qua, che ha fatto veramente un bel lavoro. Walter, per chi non lo conoscesse, magari tra gli ultimi membri arrivati nel gruppo, anzi grazie per aver invitato tante persone nel gruppo, ci sono tantissimi nuovi membri. Ha fatto questo post. Walter appunto ha un negozio di specialità tipiche a Perugia, se non ricordo male, e ha fatto appunto questo post dove spiega come scegliere i tartufi più buoni, ok? Io e Silvia vi diciamo sempre, non usate i social solo come come dire, un canale dove fare solo promozioni, sconti, pensarlo come un canale dove bombardare i clienti di sconti o solo utilizzarlo come un canale di vendita. Utilizzatelo come un canale per creare contatto e comunicazione tra voi e i clienti, ok? Quindi non dovete sempre pensare a vendere, dovete pensare anche a trasmettere valore, trasmettere al cliente l'idea che voi siete competenti nelle materie che trattate, nel settore in cui siete, far vedere la vostra autorevolezza, ok? E questo è un ottimo esempio di Walter, perché appunto qui, Canale di vendita. scusate, Utilizzatelo come... qui non è che dice i miei tartufi sono i più buoni di tutti gli altri, quindi comprate i miei tartufi. Lui dice come si fa? Io cliente ti insegno come scegliere i tartufi più buoni, ok? Perché anch'io sinceramente, anche se conosco bene i tartufi, magari a volte ci sono cose che non so, no? Quindi mi possono essere utilissime queste informazioni. Quindi vabbè, qua spiega insomma determinate cose e poi ci mette anche in fondo una call to action, quindi un invito all'azione ai clienti di acquistarli eventualmente nel suo store online e va benissimo. Io appunto colgo l'occasione di questo post per darvi qualche consiglio, perché Silvia infatti commentava nell'altro, diceva guarda che da questa cosa che hai scritto puoi ricavarne anche un articolo di un blog. Se tu hai un blog o se hai un sito, mettilo come sfrutta queste informazioni che hai scritto, non lasciarle solo nella tua pagina Facebook, ma utilizzale anche nel tuo sito, ok? Perché quindi il tuo sito verrà indicizzato da Google, le persone magari cercano su Google come scegliere i tartufi più buoni e aumenta la possibilità che Google mostri il sito di Walter in questo caso, ok?
io volevo appunto darvi dei consigli a riguardo, perché da questo post che lui ha creato sarebbe come del maiale, no? Che non si butta via niente. Spero che non ci siano vegani e vegetariani qua nel gruppo. Grazie intanto Costanza che mi scrive che si sente, grazie. Non si butta via niente, anche di questo contenuto sarebbe uno spreco, no? Un peccato lasciarlo solo all'interno della pagina Facebook. Quindi quello che potete fare è da un singolo contenuto, che può essere un post, può essere un video, può essere, che ne so, anche un podcast, se qualcuno di voi facesse anche podcast, potete ricavare altri sottocontenuti, diciamo, ok? Quindi da un contenuto principale potete ricavare altri contenuti da pubblicare in altri formati. Voi sapete bene che potete pubblicare un post su Facebook, potete pubblicare una foto su Facebook, su Instagram, una storia, un video. Ok, ci sono tantissimi formati con cui potete comunicare con i vostri clienti. Quindi, cosa potrebbe fare Walter da questo post? Potrebbe, oltre a scrivere a pubblicarlo anche sul suo blog, sul suo sito, potrebbe farne un video, ad esempio, potrebbe riprendersi mentre spiega queste cose, magari con un bel tartufo in mano, facendo vedere come si analizza un tartufo, come si sceglie un tartufo buono, ok? Sta, diciamo, comunicando le stesse cose, però in un'altra modalità. Dovete sapere poi che questo post che lui pubblica sulla sua pagina, che adesso ha, vabbè, non so qualche migliaia di followers, non tutti, diciamo 2000, adesso non so quanti ne abbia, se ho 2000 followers, non è che tutti i 2000 followers vedranno questo post, ok? È solo una piccola percentuale, purtroppo Facebook, che non è una organizzazione no profit, ha degli azionisti che vogliono vedere le azioni salire, ok? Per vedere le azioni salire bisogna che Facebook fatturi. Facebook, per far vedere il post a tutti i followers di questa pagina, ti chiede di pagare, ok? Se tu pubblichi questo post, lo vedrete anche voi che raggiungete forse il 5, il 10%, quando va bene, dei followers. Quindi su 2000 saranno 100, 150, 200 le persone, il resto non lo vedrà mai. Quindi se voi lo ricreate anche in un altro formato, magari video, è anche più alta la possibilità che lo stesso contenuto venga visto da più persone. Ok? È chiaro fin qua? Scrivete anche se vedete questa diretta più avanti, la replica, insomma, scrivete pure nei commenti se qualcosa non è chiaro, che poi commento. Ok, poi cosa potrebbe fare ancora da questo post? Potrebbe crearci una storia su Instagram o su Facebook, potrebbe prendere una pillola, una frase chiave di questo post. Potrebbe essere semplicemente come scegliere i tartufi più buoni, lo scrive come testo nella storia e poi dice per vedere come si fa vai sulla mia pagina oppure clicca su questo link, insomma in qualche modo può reindirizzarlo sul blog o sulla pagina social, eccetera, dove l'utente può approfondire. Altra cosa che potrebbe fare per sfruttare questo contenuto è inviarlo via mail alla lista clienti. Voi sapete bene quanto io batto su questa roba. Avere una lista clienti composta da nome, cognome, email, numero di cellulare se si riesce a ottenere e qualche dato è fondamentale per le attività locali. Ve ne sarete rese conto in questo periodo, no? Dal lockdown. Se voi aveste una lista email potreste mantenere rapporto con il cliente anche quando siete chiusi, potreste avvisarli quando riaprite, delle promozioni, eccetera. Io faccio sempre l'esempio, no, dei ristoranti, settore in cui abbiamo lavorato nell'ultimo periodo, prima del lockdown purtroppo, con Recensione OK. Recensione OK, per chi non sapesse, è semplicemente un tablet che noi forniamo ai ristoratori, che loro danno ai clienti a fine della cena per ottenere un feedback, una recensione reale quando sono all'interno del ristorante. Questo tablet permette di raccogliere anche i dati del cliente, ok? Nome, cognome, email, eccetera. I ristoranti che lo hanno utilizzato hanno raccolto una marea veramente di dati. Considerate che
qualche ristorante raccoglieva anche 50-60 email al giorno, ok? Qualcuno magari 10, 20. Moltiplicate questi numeri per 250 giorni all'anno, 300 giorni, quello che è, lavorativi. Pensate a che numeri si possono fare a fine, anche in un solo anno. Raccogliete veramente una marea di dati, di email. Avendo l'email a disposizione, potreste ad esempio mandare questo contenuto tramite email ai vostri clienti, anche perché questo è utile ai vostri clienti, non è la solita mail spammosa, compra i miei tartufi perché sono i più buoni, ma ti sto dicendo, ti sto dando del valore, ti sto facendo capire come si scelgono i tartufi. Poi, se vuoi comprarli da me, ben venga, quindi ci metti la call to action alla fine, però non sto facendo promozione banale come fa la maggior parte di tantissime aziende, ok? Quindi email è un'altra cosa che si può fare. Altra cosa, restando nella lista clienti, se voi avete per esempio la lista dei numeri di cellulare, dei vostri telefoni che avete raccolto rispettando il GDPR, vero? Potreste inviare questo contenuto, non tutto il testo chiaramente, perché una pappardella di testo così su WhatsApp diciamo diventa un po' difficile da digerire per il cliente. Potreste ad esempio scrivere la prima parte su WhatsApp, questa parte qua, ok? Quindi fare una domanda, una specie di domanda ai vostri clienti e dire: sei interessato a capire come si scelgono? Ok, ci mettete il link alla fine, potete metterlo Walter potrebbe metterlo a questo post su Facebook, la pagina sul sito dove nel frattempo ha trasferito lo stesso contenuto o dove gli pare, e appunto spedire i clienti su questo contenuto. Altra cosa, ma questa è magari per pochissimi, parlavo prima di podcast, non so se sapete cosa sono i podcast, sono delle specie di, come dire, canali radio, se vogliamo fare proprio un paragone molto molto lontano, che chiunque può crearsi, spesso anche gratuito, quindi chi eventualmente avesse un podcast potrebbe creare una specie di puntata raccontando come scegliere i tartufi più buoni, ok? Ecco, questa era un'idea per ricordarvi che appunto una volta che avete fatto un contenuto, magari in cui ci avete investito anche tempo, no? Perché a volte magari si fanno anche dei contenuti lunghi e bisogna fare magari anche qualche ricerca o comunque si investe del tempo. È sempre meglio ottimizzare quel tempo cercando di sfruttare il più possibile. Quindi di questo contenuto, chiamiamolo maiale, non buttare via niente, ok? Quindi create da questo post, create il WhatsApp, la storia su Instagram, il podcast per chi ce l'ha, lo mandate via mail, create una comunicazione su WhatsApp, eccetera, eccetera. Va bene, spero che questo contenuto vi sia utile, perché appunto ho visto tantissimi lanciarsi positivamente appunto sui social, creando anche ogni giorno dei contenuti buoni. Ho visto i clienti interagire, io sto seguendo le vostre pagine, vi controllo in gran segreto, quindi ho visto veramente dei bei miglioramenti, ecco. Complimenti. Ecco, ok, poi volevo ricordarvi, dato che ci siamo, che lunedì alle 8:30 c'è la diretta sulle gift card. Questo poi capita a fagiolo in questo periodo, perché appunto tra zone rosse, gialle, verdi, blu è un casino, quindi qualcuno magari è in zone rosse che sono chiuse, qualcuno è in zone gialle come il Veneto, pseudo arancioni, e quindi tanti purtroppo stanno chiudendo, no? E le gift card abbiamo visto nel lockdown, perché chi magari è entrato nel gruppo recentemente non sa che questo gruppo è nato in seguito all'iniziativa torniamopresto.it che abbiamo lanciato, iniziativa gratuita che permetteva alle attività locali, negozi, di vendere gift card, quindi dei buoni acquisto per l'acquisto appunto dei propri prodotti e servizi che i clienti possono sfruttare poi quando il negozio riapre. Dato che Natale è dopodomani, abbiamo pensato di rifare una diretta in cui magari parliamo dell'esperienza già vista durante il lockdown. Ci sono state tantissime attività che hanno... Scusate, controllo se è saltata la diretta.
Ci sono state tantissime attività che hanno venduto tante gift card. Ditemi se mi vedete e sentite ancora, per cortesia, perché non so se sia saltata. No, forse siamo ancora. Ci sono tantissime attività che hanno veramente fatto dei bei numeri durante il lockdown e io ho la percezione, da quel che vedo, che sento, che quest'anno tanti clienti, tante persone, grazie, perfetto, scusa che non vedo il nome, grazie comunque della conferma. Secondo me quest'anno, e secondo anche quello che leggo, ci saranno tantissime persone che vorranno dare una mano alle attività locali, ok? Quindi piuttosto che sputtanare soldi su Amazon a comprare cazzate, quest'anno magari dicono: aspetta, meglio se do una mano alle attività del mio quartiere, alle attività che conosco, eccetera, e magari regalo una gift card, ok? Compro una gift card da 100 euro dell'estetista Pinco Pallina o del ristorante Ciccio Pasticcio, e in questo modo lo sostengo, anche se è chiuso, perché potete farlo tranquillamente, è legalissimo, è fiscalmente accettato. Abbiamo fatto anche un'intervista con un commercialista durante il lockdown riguardo le gift card. Quindi quello che fate è preparare delle gift card, vi spiegheremo durante la diretta anche come fare, potete farle autonomamente, anche non occorre che abbiate un grafico, vi spiegheremo anche come farle, come stamparle, ok? Come inviarle ai clienti. Ed è un ottimo sistema per fare cassa, perché sapete bene che io sono uno abbastanza pragmatico, non mi piace parlare di like, followers e robe del genere, che sono vanity metrics, si chiamano, quindi numeri da mostrare, però poi le bollette, l'affitto lo pagate non le pagate con i like, no? Le pagate col cash. Quindi torniamo presto, l'abbiamo lanciato proprio per questo motivo, per dare un aiuto concreto e rapido subito alle attività quando erano o eravate chiusi. Quindi ecco, ci teniamo a fare questa diretta. Vi ricordo che non sarà trasmessa qui nel gruppo, sarà una diretta riservata, privata, sempre gratuita ma riservata, e sarà appunto riservata a chi invita altre attività nel gruppo. Se andate su in alto qui nel gruppo, insomma, di segreti del web, eccetera, troverete un bottone verde. Anzi, facciamo che ve lo mostro, magari per chi non è molto, molto pratico. Allora, voi andate nel gruppo, vedete in alto, anzi aspetta che devo condividere lo schermo magari prima. Vedete che c'è questo bottone invita, no? Questo bottone verde invita, lo vedete anche da cellulare ovviamente. Ci cliccate sopra e scrivete i nomi degli amici, ok? Francesco, vi compare sotto i nomi dei vari amici e potete, cliccandoci sopra, poi aggiungete tutte le persone che volete aggiungere e cliccate su invita. Loro riceveranno una notifica che appunto sono stati invitati qui nel gruppo. È un modo appunto per far crescere questa community, adesso siamo in 1300 quasi, di attività da tutta Italia, ma insomma, dato che ci dite che i contenuti che vi diamo, i consigli che vi diamo sono utili, anche sempre nell'ottica, nel ragionamento di non buttare via niente, no? Del maiale, non buttare via niente, è uno spreco, un peccato che questo gruppo non sia frequentato da più attività possibili, no? Quindi è un modo per fare anche un favore ai vostri amici che possono entrare in questa community. Quindi ecco, invitate altre attività, non invitate gente a caso per cortesia, perché non avrebbe senso, invitate gente titolari o collaboratori, insomma, di negozi, attività locali, piccole imprese locali, che penso possano ottenere anche del vantaggio, entrando in questo gruppo. Altra cosa, vi ricordo che io e Silvia Signoretti abbiamo deciso di regalare un'ora del nostro tempo di consulenza tra chi appunto parteciperà alla diretta. Faremo un'estrazione live usando quei siti che permettono di fare le estrazioni, no? Quindi nessun broglio alla Trump, ok? E quindi chi parteciperà appunto
potrà anche vincere, tra virgolette, un'ora di consulenza con me e Silvia, che penso possa esservi utile. Ci sono già un 35 persone, insomma, che parteciperanno, che hanno invitato altri utenti, altri colleghi, amici nel gruppo. Ultima cosa, vi ricordo che martedì, invece il giorno dopo, quindi martedì 17, sì, martedì 17 sempre alle 20:30, faremo una specie di open day. Quindi forse qualcuno non sa che da 2 settimane siamo partiti con un percorso di digitalizzazione per le attività locali, un percorso che durerà parecchi mesi, un percorso riservato a chi ha acquistato il calendario social, ok? E appunto in queste settimane abbiamo iniziato a trasmettere in un gruppo separato delle lezioni partendo proprio dalle basi, quindi da chi sei, da dove vuoi andare, da come trovare i propri punti di forza e di debolezza rispetto ai competitor. Quindi capire le basi per poi andare a analizzare i vari strumenti digitali che ci possono essere, quindi poi Google My Business, WhatsApp, Instagram, come fidelizzare i clienti, come incrementare la propria lista clienti e tutta una serie di altri argomenti molto molto interessanti. Ecco, martedì questa diretta che noi facciamo appunto ogni settimana alle 8:30 sarà trasmessa come open day nel gruppo principale, non nel gruppo privato, diciamo. Quindi vi consiglio di partecipare. Qui è libera per tutti, non è obbligatorio, diciamo, invitare altre persone. Se volete invitare altre persone, fatelo pure, assolutamente, non ci arrabbiamo. Quindi comunque sarà libera, 8:30, e penso che vi consiglio di partecipare perché Silvia è veramente, veramente brava. È veramente brava e sa trasmettere i concetti con semplicità anche per chi non è magari molto pratico di digitale, di internet, di web o di temi legati appunto al brand, al marketing o cose di questo tipo. Ok, cazzo, 22 minuti, ho parlato troppo. Bene, ragazzi, ci vediamo allora lunedì sera alle 8:30 e poi martedì sempre 8:30. Buon sabato, buon weekend. Ciao ciao ciao.